Allora, ciao a tutti, sono Ciccio di Campobello di Mazzara. Io vi voglio raccontare come ho preso il virus. Io siccome eravamo a casa e se ci dobbiamo andare in chiesa magari per fare un pochettino magari di preghiera alla chiesa. Mentre giusto mentre che eravamo alla chiesa avevamo le mascherine e c'era una persona che aveva il virus, però noi non siamo accorti nessuno. Appena arrivavo a casa io avevo la febbre qua a 39 giusto poi mi misuravo la febbre, mi risulta che mi pigliava altre cheperine, mentre poi risulta che avevo il virus. E giusto poi questa persona talmente che era tinta che il virus non l'ha preso, ha scappato via il virus. E giustamente è steso in quarantena per un mese, stare a casa. E poi aveva sintomi di gomito, cose, io non mangiavo più, respiro. E poi mi sono ripreso. E tutto qua. Ho fatto tutti i tamponi a Tre Fontane, che c'era diciamo quelli che fanno i tamponi, l'ho fatto tutte, poi l'ultimo tampone hanno venuto a casa, che questi fa i tamponi, poi avevo la tosse, avevo i gomiti, avevo tutto, mi stavo male, sono andato pure all'ospedale perché mi hanno curato, e ho preso tutte le pillole, ho fatto una cura perfetta, poi ho fatto l'ultimo tampone e poi mi è risultato negativo, tutto a posto. E mi hanno rilasciato il foglio, che ero già libero e tutto. E poi dopo un pezzo di tempo poi pure lei ci ha rilasciato il foglio. Lei è talmente che era tinta di carattere che anche il virus quando per lei ha scappato. Se n'è andato via il virus, talmente che era tinta questa persona. È tutto qua. Speriamo che il virus se ne va e che ritorni. E mi faccio tutti i tamponi al naso, alle volte tutte regolari, anche in bocca, tutto e per tutto mi hanno fatto. E ringraziando a Dio sono qua. Mi passa il tempo che mi è capitato giustamente una brutta avventura e purtroppo non doveva succedere questa cosa. Purtroppo è successo e purtroppo mi devo stare un pochettino, voglio stare da solo. Che da solo uno ci spunta meglio, perché avere certe cose a casa non è buono. Purtroppo la cosa è saltata così. Io purtroppo io ho preso il virus e purtroppo il virus è passato, però il vaccino non me lo posso fare perché ho le cose alte. Voi facete il viaggio, lui i vaccini perché giustamente però fare i vaccini è una cosa importante, anche per quando poi il mio medico mi dice me lo posso fare, il vaccino me lo faccio, per adesso non lo posso fare, perché è giusto magari uno per avere cose alte, non so come funziona questo tipo di, ma se no si può anche morire, diciamo, se sbaglia la dose. Ok, io vi ringrazio, buona giornata, ciao ciao. Oh yeah!